oggi c'è stato uno scontro di nuovo durissimo tra Brugnaro e Toninelli, Sì, quindi la ma colpa è di Toninelli, ha detto Brugnaro, no, la di quello che colpa è successo. del cretino e che mi quereli che ha autorizzato l'ingresso di quella nave in quelle determinate condizioni meteo, no? Di Io Toninelli. adesso mi devo dissociare, guardi che la Cioè, querelano poi veramente. vabbè, però io in determinate condizioni meteo nemmeno gli aerei atterrano e li fanno atterrare casomai da un'altra parte. Perché in quelle condizioni si è data autorizzazione a far entrare quella nave a passare per la Giudecca? Cioè, con quel vento, con quelle condizioni, neanche il quarto rimorchiatore fa miracoli. Per fortuna, in quel caso, a differenza del 2 giugno, la nave da crociera aveva la piena manovrabilità del timone, dei motori e non è andata in avaria, perché altrimenti se c'era un'avaria seria quei piccoli rimorchiatori non ce la fanno neanche in 10, credo, a farti deviare una nave che va che con quell'inerzia, con quella massa. Quindi in certe condizioni, ma è quello che si dice, che abbiamo detto, che sta portando avanti anche il ministro Toninelli, quell'algoritmo che determina l'ingresso delle navi deve essere tarato per rispettare i massimi criteri di sicurezza. Non è una questione, perché non c'è, e lo ribadiamo ancora una volta, nessuna soluzione alternativa da applicare domani mattina, perché anche la tanto desiderata Marghera di Brugnaro non la attui domani mattina.